Allora, con Remo Ferrari abbiamo raggiunto Walter Pilloni, buongiorno. Buongiorno a voi. Un imprenditore che si occupa di mobilità sostenibile. Mobilità sostenibile. Che cosa vuol dire mobilità sostenibile? Mobilità sostenibile vuol dire muoversi nel rispetto dell'ambiente, quindi non inquinare in sostanza. Non inquinare dal punto di vista acustico e anche dal punto di vista delle emissioni in atmosfera. Importantissimo. Fondamentale, direi, per come la vedo io, fondamentale. Per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per le generazioni future. Esattamente. Vi siete conosciuti con Remo perché qui ci sono cose da proteggere. Certo, questa è la nostra fabbrica, abbiamo all'interno della fabbrica anche uno spazio di showroom e quindi è giusto e opportuno tutelarsi al meglio da eventuali tentativi di effrazione o furti o atti di vandalismo banalmente, e quindi abbiamo ben accettato, come dire, un confronto tecnico con questa azienda e quindi poi insomma si è concretizzato un rapporto come dire, di affidavit, e adesso la nostra azienda la possiamo definire al sicuro, in sostanza. Remo, quando vi siete incontrati avete dovuto fare il sopralluogo? Sì, ci siamo incontrati anni fa e siamo partiti dalla loro abitazione. Quando loro sono entrati in possesso del nuovo appartamento abbiamo fatto uno studio di quello che erano le esigenze e nello stesso modo poi si è trattato di vedere quelle che erano le esigenze per l'azienda e in ultima battuta del condominio che abbiamo visto, il Borgo La Marina. Quindi è sempre prima di tutto un'analisi di quelli che sono i bisogni, perché ogni famiglia, ogni azienda, ogni condominio è diverso dall'altro, non c'è mai un progetto standard da replicare, bensì ascoltare diciamo quelle che sono le abitudini lavorative, familiari dei nostri clienti per dare delle soluzioni ad hoc. Entrando nello specifico, Walter, avete chiamato Remo, avete fatto fare questo impianto di sicurezza in una sede, 2 sedi, le esigenze erano diverse, immagino? Sì, dunque in prima battuta abbiamo messo in sicurezza la nostra fabbrica dove questo progetto è partito, poi ci siamo resi conto che ci occorreva anche uno showroom e quindi ci siamo trasferiti in questo nuovo stabilimento dove al piano di sopra manteniamo l'attività produttiva e al piano terra invece abbiamo questo showroom, quest'area espositiva. Remo, che lavoro è stato? No, è stato un lavoro sempre molto interessante, a noi affascina il fatto di trovare soluzioni e quindi dare la risposta che a volte addirittura il cliente non si aspetta, perché non sempre il cliente può essere diciamo informato su tutte le novità, quindi sugli ultimi aggiornamenti della sicurezza e quindi spesso diventa anche interessante dare tutte le informazioni e stupire. Walter, una valutazione come Ecomission sul lavoro, sulle prestazioni, sulla sicurezza di Electrosecurity sia per l'appartamento che per il condominio che per l'azienda? Beh, diciamo che viviamo sicuramente più tranquilli, a prescindere dal fatto che non abbiamo ancora subito alcun tipo di aggressione diciamo, dall'esterno, però siamo consapevoli che possedere un efficiente impianto di sicurezza insomma, consente di dormire un po' più tranquilli quantomeno. Questo per quanto riguarda sia l'azienda che appunto la casa. Questo è un po' un principio generale che è un po' l'ispiratore dell'attività che svolge questa impresa. Beh, se questo è diciamo, il feedback vuol dire che siamo riusciti allora. Il nostro slogan è quello finalmente al sicuro, siamo riusciti a capire l'esigenza e a dare delle soluzioni, che è quello che fondamentalmente ci preme a noi. La nostra mission è proprio quella di riuscire a far dormire le persone sonni tranquilli.